Buongiorno e bentrovati a Buongiorno Sicilia, buongiorno al nostro Angelo Gaiano. Buongiorno Desiree. Bene, tanti gli argomenti oggi per tenervi compagnia sino alle 9. Vi racconteremo la storia di Lucia Borsellino, una laureata in giurisprudenza con una carriera di avvocato davanti, che invece sceglie di diventare imprenditrice agricola a Ribera, dove coltiva arance e ulivi. E poi parleremo ancora di spiagge. In collegamento da Santa Tecla il nuovo presidente nazionale del Corpo Volontari Soccorso in Mare. Ogni estate il corpo è operativo in tutta la riviera ionica, da Catania sino a Messina, nelle spiagge libere comunali, dove garantiscono servizi di vigilanza e appunto salvataggio. E poi andremo a Marzamemi per la 9ª edizione del Festival del Pesce Azzurro, ma iniziamo subito con una pagina di politica regionale, perché dopo la spaccatura nella maggioranza sulla norma per Taormina, il presidente della regione Schifani modifica gli incarichi in giunta, riassumendo le deleghe sulla programmazione e assegnando a San Martino i rapporti con il Parlamento regionale, con la presidenza dell'ARS. Sentiamo. Sarà il vicepresidente della regione, il leghista Luca Sammartino, ad occuparsi dei rapporti fra il governo e il Parlamento in Sicilia. Il presidente della regione Renato Schifani lo ha deciso nel giorno che segue le polemiche dopo lo stop alla norma su Taormina avvenuto nella notte durante la trattazione della manovra finanziaria regionale aggiuntiva. L'assessore all'agricoltura e vicepresidente della giunta dunque è delegato del presidente Schifani. Dovrà occuparsi lui di dirimere non una contesa, ma certamente un'irritazione che non può e non deve diventare istituzionale fra il presidente della regione e il presidente dell'assemblea, scaturita dai fatti della notte, quando Schifani ha bloccato il voto su un provvedimento riguardante Tao Arte che il presidente Galvagno stava proprio per mettere ai voti. Una scelta della quale è scaturito uno scontro con il sindaco di Taormina e deputato regionale leader di Sud Chiama Nord, Cateno De Luca, che oggi ha anche attaccato con verbale violenza il presidente della regione durante una delle sue dirette social, ricevendo sempre in diretta anche la telefonata di Gianfranco Miccichè. Una telefonata che ha subito fatto pensare ad una collaborazione fra De Luca e Miccichè, fatto che peraltro non sarebbe del tutto nuovo. Già l'assessore al turismo Scarpinato aveva avviato un percorso di chiarezza teso a stemperare possibili attriti, smentendo le ricostruzioni circolate rispetto a quanto accaduto nella notte. Non ho mai ricevuto minacce dal presidente Schifani, con il quale stiamo lavorando in piena sintonia e totale sinergia per il bene della Sicilia, ha detto chiaramente l'assessore, mettendolo anche nero su bianco. Ma la tensione c'è ed è palese. Tensione fra maggioranza e opposizione e tensione dentro la maggioranza, sia con Fratelli d'Italia che dentro la stessa Forza Italia. Nella sua riorganizzazione delle deleghe, infatti, Schifani ha anche deciso di riprendere il controllo sui fondi comunitari, delegato fino ad ora all'assessore all'economia Falcone. Una scelta che viene alla vigilia della definizione della nuova programmazione relativa a fondi comunitari 21-27 e alle risorse del PNRR. È presa, fanno sapere dagli uffici di Schifani, sulla spinta di una conseguente richiesta dei partiti di maggioranza. Si prospetta un weekend non proprio sereno nel mondo della politica siciliana. E parliamo adesso di caldo e rischio incendi, proprio perché con l'arrivo delle alte temperature aumenta il rischio incendi in Sicilia, ma la prevenzione resta un miraggio. Vediamo. Fuori ci sono 35 gradi, siamo alla zona industriale di Catania. I bordi strada, le rotonde, i controviali dovrebbero essere ripuliti, invece è il regno delle erbacce. Da qui è partito 3 anni fa l'incendio della Playa, che come l'80% dei roghi viene provocato da una cicca o da una bottiglia di vetro. L'allarme per gli ultimi incendi è partito da questa torretta di avvistamento all'interno dell'oasi del Simeto. Il signor Francesco ha il controllo a 360 gradi e se vede fumo si collega alla centrale del 115 che allerta le pattuglie. Per tutto il litorale sud di Catania ci sono 4 squadre di 4 uomini H24, in pratica una per turno. Questi sono i forestali della più vicina. 91 ho cominciato, ora sono qua. Lui è uno degli operai forestali assunti ogni anno dalla regione, età media 55 anni. Fanno 151, 101 o 78 giornate lavorative da giugno a ottobre. Sono stati ridotti in 10 anni da 30.000 a 17.000 dipendenti. La dignità degli operai forestali credo che sia la categoria più trattata male su questo punto di vista, considerando che sono contratti a tempo determinato da una vita praticamente. 5.000 sono del servizio antincendio, 3.000 addetti alla manutenzione, poi ci sono le vedette e gli autisti in un accavallarsi di competenze fra 2 assessorati regionali, territorio e agricoltura, sempre a corto di fondi, azienda foreste, corpo forestale e protezione civile. Tempo è poco e gli operai, anche se sembra un numero così grande, in realtà sono pochi per la vastità
delle aree che si dovrebbero ripulire. Su Catania saranno all'incirca sui 2200-2300 comunità impegnate, ma sono stati assunti una piccola parte quasi metà di maggio, l'altra parte i primi di giugno. Ad oggi si è fatto neanche il 10% dei viali parafuoco, prevenzione incendio. Questo che vedete è un tratto di viale tagliafuoco, è una zona che dovrebbe fare da barriera in caso di incendio tra il bosco, la vegetazione e le case che sono poco distanti. In realtà vedete in totale stato di abbandono. Ma neanche i comuni o la città metropolitana provvedono a creare barriere antifuoco. Così, anno dopo anno, il rischio incendi viene gestito solo in emergenza e mai in prevenzione. Per il sindacato è un problema di carenza di operai, di fondi e di progettualità e chiede da tempo una riforma per l'immissione di personale nuovo. L'assessore regionale al territorio, Pagana, annuncia un coordinamento tra le varie centrali operative e conferma la fornitura di oltre un centinaio di nuovi mezzi di spegnimento, che però arriveranno entro l'anno. Nel frattempo le temperature continuano a salire. Qua l'estate dura 8-9 mesi, che ci sono venti eccezionali e tutto, poi è cambiato il clima, gli operai dovrebbero essere messi in campo per la loro professionalità tutto l'anno, le temperature non aspettano la politica ma faranno il suo corso. Bene, la parola passa al nostro Angelo Gaiano per la rassegna stampa siciliana. Angelo, cosa dicono i giornali oggi? Come sempre sono tante notizie, Desiree, buongiorno ancora. Allora vediamo la Sicilia, la prima pagina della Sicilia di Catania con la tragedia del Titan in primo piano, trovati i rottami, nessuna speranza per i 5 passeggeri, il sommergibile disperso, pare ci sia stato un problema strutturale proprio del mezzo. Più avanti cercheremo di capire e di approfondire con la pagina anche nazionale. Affetto da malattia rara, operato a Roma Simone, il bimbo di San Giovanni La Punta. E poi le due notizie principali sulla prima di oggi della Sicilia, dal caso Canna, un'altra bufera, la regione stavolta decide di bloccare il finanziamento destinato alla comunicazione del progetto Palermo Sport Tourism Arena, ma ci sono altri problemi nella maggioranza di governo, altri sassolini del governatore. Depotenzia Falcone premia San Martino, quindi fra poco svilupperemo questo tema, andremo ad approfondirlo. E poi ancora Punte Mes, bella questa titolazione, alta tensione nella maggioranza, parliamo di politica nazionale, la Meloni irritata rinvia il Consiglio dei Ministri, saltano anche le norme sul codice della strada, lite sul commissario per l'emergenza. Ma intanto sempre a livello nazionale bufera Sant'Acché, querelo report, dice il Ministro, l'opposizione chiede le sue dimissioni. C'è un'inchiesta che riguarda il momento del Covid, droghe e mascherine presi, Minenna e Pini lucravano sulla pandemia. E poi ancora Taormina ritrova Isola Bella, De Luca rilancia sul teatro antico. Questi i fatti più importanti sulla prima della Sicilia, e allora andiamo a vedere e cercare di approfondire. Intanto i temi politici, i sassolini di Schifani colpiscono Falcone e premiano San Martino. Il governatore riassume la delega alla programmazione anche al PNRR, come abbiamo sentito nel servizio che abbiamo mandato, al leghista quella con i rapporti con l'ARS. Ma intanto la notizia anche di cronaca, c'è stato un falso pacco bomba che è stato ritrovato sotto casa di Schifani, un coro di solidarietà nei confronti del governatore dopo la diffusione della notizia. Ma c'è un altro caso, come abbiamo detto, simile a Cannes, la regione blocca i finanziamenti, annullata in autotutela la Palermo Sport Tourism Arena. Il giro ormai si è fatto, ma nella ricca giostra dei finanziamenti della regione stavolta c'è qualcuno costretto a saltare un giro. Il Dipartimento del Turismo ha annullato in autotutela la manifestazione Palermo Sport Tourism Arena da circa $500.000 perché assegnava senza gara in violazione del codice degli appalti. Questa dunque un'altra notizia che ritroviamo sulla Sicilia. E poi ancora, a proposito di Sicilia, il pressing di Giorgia Meloni per il prestito del Fondo Monetario Internazionale porta un primo effetto. La Banca Mondiale vara un nuovo piano per che va fino al 2027 per Tunisi, che parte cofinanziando il cavidotto sottomarino
Terna Steg fra Capobon e Castelvetrano. In qualche modo la Sicilia ha un primo pilastro della ripresa in Tunisia, insomma si parte dalla nostra regione, un primo puntello. I gioielli di Taormina, parliamo allora della perla del Mediterraneo, meglio ancora dello Ionio, riapre oggi Isola Bella, De Luca rilancia sul teatro antico, un gioiello il teatro antico che rischia di chiudere ai grandi eventi come ribadito dal sindaco De Luca, e uno che riapre oggi, ovvero Isola Bella, dove si sono conclusi i periodici lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. La giornata di oggi porterà anche in questo senso delle novità. Restiamo ancora sulla Sicilia e parliamo però della città di Catania, qualcosa di più leggero, il Catania Summer Fest, da oggi sino all'8 ottobre, oltre 100 eventi e palcoscenici anche nei quartieri. Tantissimi nomi importanti, Angelo, tantissimi. Abbiamo parlato ieri al nostro TG. Abbiamo fatto sentire anche i messaggi di qualcuno di questi big, Rocco Hunt per citarne un'altra ancora, Gabbani. Insomma, la rassegna è stata presentata a Palazzo degli Elefanti, musica, teatro, danza, libri, corti, festival e anche reading. Insomma, tanta lettura, tanti libri, tanta cultura. Allora andiamo a vedere la pagina dedicata proprio alla città di Catania, perché il librino si può e si deve recuperare in municipio l'8º incontro sui PUI, i piani urbani integrati con esperti e anche stakeholder. La Greca dice servono strategie alternative concrete per determinare ulteriormente l'identità del quartiere e la sua crescita. Si punta al recupero allora del quartiere. E poi un appello: non usate acqua potabile per giardini e piscine, appello di Acoset ai sindaci dei comuni soci, emanate ordinanze, la risorsa è esigua. Insomma, si tende a proteggere questo bene prezioso che è l'acqua e si cerca di contingentare il suo utilizzo. Questo sulla Sicilia. Adesso andiamo alla pagina, la prima pagina dell'edizione di Palermo di Repubblica. Da Taormina fino a Strasburgo il centrodestra diventa un ring, c'è la politica in apertura, Schifani si oppone al finanziamento per la città guidata da Cateno De Luca e blocca l'ARS, degradato l'assessore Falcone che cercava un'intesa, sullo sfondo i patti per le europee. E poi fotonotizia a centropagina, l'evento, il concerto di Vasco Rossi, lo stadio per Vasco come nelle favole, e intorno a lui si accendono 35.000 luci, fan in delirio per quello che è stato il primo dei due spettacoli. Si replica stasera, davvero comunque un grande momento di musica. Il tram va avanti, lavori a fine anno, c'è anche la linea di Via Libertà e poi la maturità, il secondo atto Senza paura, e adesso si va al mare in attesa ovviamente anche della prova orale, e quindi chi comincia subito sarà immediatamente libero di godersi le vacanze, chi invece sarà costretto ad aspettare qualche giorno in più, insomma farà qualche sacrificio ma andrà lo stesso al mare. L'opposizione rialza la testa, prove di intesa fra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle, non si può più aspettare. Il Dem Catanzaro, mancano le riforme, diamo noi l'agenda, anzitutto c'è la sanità, il grillino De Luca, o la Giunta invia le sue proposte o lanceremo le nostre. Il tema di quanto abbiamo già visto anche sulla Sicilia, abbiamo sentito nel nostro servizio, Schifani contro De Luca, il duello su Taormina e le alleanze per Strasburgo, mandano il governo KO, il no finanziamento per il comune che è guidato dal leader di Sicilia Vera, blocca l'esame della manovra all'ARS, minaccia di dimissione, è stato punito l'assessore Falcone. Così scrive questa mattina la Repubblica. E poi qualche altra notizia, approfondiamo il concerto, entra in scena Vasco e finisce il tabù dello stadio proibito, viva Palermo, le parole del rocker, la folla dei 35.000 si scatena, c'è con una delle canzoni che un grande successo, C'è chi dice no, sul Prato poi è festa, la lunga attesa dei fan, e ci sono dei racconti, ci sono delle testimonianze, vedete la felicità, i miei figli sono cresciuti, dice l'intervistato
con Alba Chiara che faceva da ninna nanna, e poi una persona che è arrivata dalla Svizzera, ho speso un patrimonio ma lo rifarei 1000 volte, tanto è l'amore e la passione evidentemente per Vasco Rossi. Poi una notizia un po' più seria: Augusta, è stato punito il poliziotto sindacalista che denunciò il dramma del carcere. Il DAP gli contesta di avere pubblicato su Facebook una nota su un'avvertenza, ha portato discredito all'amministrazione. Da approfondire anche questa vicenda. Adesso vediamo la prima pagina del Giornale di Sicilia, che ha un'apertura politica. La manovra sbanda a Taormina, quindi la sbandata in qualche modo del governo regionale. I 300.000 euro al comune guidato da De Luca penalizzano e paralizzano il voto. Schifani minaccia la crisi, litiga con il presidente Galvagno e l'assessore all'economia, bloccando l'emendamento. Nella notte c'è stato un duro confronto sul finanziamento e poi all'Assemblea il varo definitivo della finanziaria bis slitta alla prossima settimana. E poi fondi europei, ritirata la delega a Falcone, quindi quelle che sono le conseguenze. Parliamo anche di indagini sui fondi all'Ars, non erano spese illegittime, assolti 4 ex deputati, sono Mineo, Donegani, Greco e Rinaldi, finalità istituzionali. Anche qui il concerto di Vasco, il rock di Vasco scatena la folla, unisce tutte le generazioni in 37.000 a Barbera per il primo concerto, un numero davvero impressionante, e si aspettava da tantissimo il ritorno della musica dal vivo con Vasco Rossi a Palermo. Erano davvero tantissimi anni che il Blasco nazionale non si esibiva proprio nel capoluogo di regione. E poi due notizie, una a carattere internazionale, trovati i rottami del Titan tutti deceduti, e poi una notizia a carattere nazionale con la politica, il MES in particolare, maggioranza assente, passa il sì in commissione, Salvini dice deciderà l'Aula. Abbiamo il tempo anche per leggere la prima della Gazzetta del Sud. Apertura anche qui politica, regione, la maggioranza scricchiola, il presidente Schifani attacca Galvagno e anche Falcone, e De Luca gongola un emendamento alla finanziaria bis sull'indennizzo al Teatro Greco di Taormina, crea dei forti malumori. E ancora leggiamo per quanto riguarda la città di Messina, la demolizione di fronte al porto, al via il prezioso intervento di rigenerazione urbana. E ancora ieri c'è stata l'inaugurazione e si concluderà domenica lo Street Fish a Capopeloro, nuova vita per l'area ex Sea Flight. L'inchiesta sulle mascherine, arrestato Minenna, ai domiciliari per corruzione l'ex direttore delle dogane, attuale assessore della Regione Calabria. Forlì, misura cautelare pure per l'ex deputato leghista Pini, lucravano sulla pandemia. Abbiamo il tempo ancora per qualche altra notizia che riguarda più da vicino le vicende proprio legate al messinese, a Taormina, l'abbiamo già detto, Isola Bella riapre, Villa Bosurgi dopo il restyling. E ci sono dei dati per quanto riguarda la differenziata sulla città di Messina, supera il 57%, Messina insomma diventa in qualche modo virtuosa. E poi la cronaca, traffico di droga nella zona tirrenica, decise in appello dei giudici, 15 condanne e anche una assoluzione, l'operazione Furia della DDA e anche dei carabinieri. Diciamo che ci possiamo fermare per stamattina con la rassegna stampa regionale. Grazie al nostro Angelo Gaiano, torniamo tra poco con i giornali nazionali, andiamo in pubblicità, torniamo tra poco. Bentornati a Buongiorno Sicilia, siamo sulla rassegna stampa, la parola torna al nostro Angelo Gaiano per i giornali nazionali. Allora, Angelo. vediamo quali sono i temi. Stamattina abbiamo visto che c'è tanta politica per quanto riguarda la rassegna regionale, ma anche sulla rassegna nazionale sono tanti i temi legati ai fatti e del governo ma anche ai fatti internazionali. Intanto dal Corriere della Sera, la prima pagina, il MES scuote la maggioranza. Primo sì, assenti partiti di governo, tensione tra Lega e Fratelli d'Italia, salta il Consiglio dei Ministri, via libera in Senato al decreto lavoro, 100 euro in busta paga per i redditi più bassi, le novità su tasse e anche smart working, questi i temi più strettamente di carattere politico. E poi la guerra in Ucraina, attacco al ponte e la Crimea resta isolata. L'altra notizia di carattere internazionale, la fine delle speranze per il sommergibile Titan, sono tutti morti.
le ricerche praticamente hanno ieri dato esito positivo, ma purtroppo nel senso che sono stati ritrovati dei rottami, dei detriti, più che rottami, insomma qualche cosa, trovati detriti non lontano, pensa dal Titanic in affondo all'Oceano Atlantico. I 5 passeggeri del Titan sono morti, è stata una implosione, ha commentato la società Ocean Gate. La corsa contro il tempo si è dunque tragicamente conclusa, polemiche su presunti ritardi nei soccorsi. La cronaca di carattere nazionale: arrestati Minenna e Pini, lucrarono sulla pandemia, l'inchiesta della procura di Forlì. E poi fotonotizia per un fatto di cronaca avvenuto a Milano, riguarda ancora una volta una ciclista, è stata investita da una betoniera, è il 4º caso nel 2023, un'altra bici travolta, stavolta a morire è una sessantenne. State vedendo la foto proprio della vittima, la 4ª dall'inizio dell'anno, tutto questo a Milano. Lasciamo il Corriere della Sera, adesso la prima pagina di Repubblica, anche qui c'è la politica, la destra degli scandali, pubblica il quotidiano diretto da Maurizio Molinari, fondato da Eugenio Scalfari, affaristi di governo, il titolo: le rivelazioni sugli abusi della società di Sant'Acché spingono a chiedere le dimissioni della ministra, la Meloni in difficoltà, corruzione, appalti Covid, arrestati ex direttore delle dogane Minenna e leghista Pini, nelle carte il nome di Giorgetti. Staremo a vedere che tipo di sviluppi avrà questa inchiesta. E poi la guerra in Ucraina, Mosca sfrutta i paesi ex URSS per aggirare le sanzioni, è stato scoperto questo stratagemma e forse per questo in qualche modo la Russia ha sofferto poco per i tanti veti, insomma, l'economia, l'esportazione è bloccata, insomma in qualche modo si è avvalso di amici, paesi amici. E poi Titan, trovati i resti della coda, è esploso, tutti morti subito, la tragedia del sottomarino. Altre notizie che arrivano sulla prima pagina della Repubblica. Leggiamo: il manager, mi scuso per le chat sessiste, non siamo maniaci, Cucinella di We Are Social, questa insomma le sue scuse. E poi una curiosità che riguarda il mondo del calcio, andiamo in Arabia Saudita, ha poco a che fare con quello giocato, quando i soldi, leggiamo, ridisegnano la mappa del calcio, perché i soldi degli emiri attirano sempre più campioni che lasciano il nostro continente, l'Europa, oppure anche il Sud America, per andare a giocare negli Emirati, in Arabia, e lì si guadagnano tantissimi denari. MES, governo spaccato, l'ideologia ci ucciderà, Lega divisa dopo l'apertura di Giorgetti, Visco alla Premier, utile ratificarlo, la maggioranza diserta la commissione per non schierarsi e dunque rinviare la scelta al mese di ottobre. Ancora l'inchiesta, traffico di mascherine, arrestati Minenna e Pini, Meloni a Sant'Acché, via con il rinvio a giudizio. E poi altre notizie, ci sono 2 fotonotizie a metà pagina. Implosi sul Titanic, questo è quanto scrive il quotidiano La Stampa, se il mare inghiotte i miliardari, e la riflessione di Maria Rosa Tomasello. E poi il mondo è in fiamme, dal Senegal agli Stati Uniti, i danni del climate change, cioè i cambiamenti climatici, utilizziamo sempre più termini esterofili, ma la transizione verde ci salverà, la speranza, in questo approfondimento di Paul Krugman. E altre notizie sempre dalla prima pagina della Stampa, si parla di diritti, Roccella, sanatoria per i figli arcobaleno, le famiglie non sono un abuso edilizio, la sentenza di Strasburgo, che in qualche modo però dà ragione, in questo momento pare dare ragione al governo italiano, la GPA e i bimbi discriminati, perché sono stati respinti i ricorsi. Lasciamo La Stampa, siamo al Sole 24 Ore.
Economia in primo piano, l'export punta a quota 667 miliardi, vendite di beni oltre confine stimata una crescita del 6,8%. Intanto Confindustria inaugura nuova sede di Washington, ora rapporti con gli Stati Uniti più forti, e in Italia alta tensione sul MES, la maggioranza diserta il voto in commissione. Questa è la prima pagina del Sole 24 Ore. Siamo al Messaggero di Roma, scuola, carta da 500 euro anche ai supplenti, il bonus per tablet e formazione esteso a 80.000 precari, quindi insomma anche i professori che non sono titolari di cattedra potranno avvalersi di questo bonus. Altre notizie: il governo, lo scoglio del MES, dopo il via libera del MEF, la maggioranza diserta il primo voto, deciderà il Parlamento, Meloni rinvia il Consiglio dei Ministri, tensione sul post alluvione, 13esime, flat tax al 15% fino a 20.000 euro. E poi il Titan, ancora, sono tutti morti, rottami vicini al Titanic, come se fosse praticamente una sorta di maledizione, e Ocean Gate annuncia è imploso. L'inchiesta di cui abbiamo già parlato, Minenna ha lucrato sulle mascherine, arresti domiciliari, questa è la prima pagina del Messaggero. Siamo adesso invece al Fatto Quotidiano, è diretto, il titolo con la foto come sempre, 2 ministri da cacciare, imbarazzanti gli affari di Santaché, i disastri di Nordio. Meloni ha paura che lei sia indagata per gli scandali societari svelati da Il Fatto e anche da Report, lui invece accusa i PM, ma lo Stato ha risarcito D'Alema e Occhetto per colpa sua. Questa è la prima pagina. E poi ancora, vedete, la destra scappa, il MES glielo votano PD e il partito di Renzi e Calenda, per dirla in termini spiccioli. Lucravano sul Covid, la cricca delle mascherine, scrive il Giornale. Minenna, l'ex direttore delle dogane in quota grillina, arrestato con l'ex leghista Pini, l'accusa appalti in cambio di nomine, spunta pure un camion di cocaina. Figli di coppie gay, la Corte dell'Unione Europea sta con l'Italia, respinto il ricorso, legittimo non trascriverli, ma diritto all'adozione il governo. Si parla di sanatoria. E poi la tensione MES, Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia disertano la commissione. Omaggio a Montecitorio, Berlusconi, ovazioni in aula, riferimento per i moderati. Trovati i resti anche qui del sottomarino, era già imploso da giorni. Questa dunque la prima pagina del giornale. Mi pare che per adesso ci possiamo fermare qui, altre notizie magari più avanti. Bene, è tutto per la nostra rassegna stampa, ma vediamo che giornata sarà oggi con il meteo. Bentrovati, un aggiornamento con le previsioni per la giornata di venerdì, quando un cedimento dell'anticiclone interesserà tutto il centro-nord Italia, con la formazione di rovesci e anche dei temporali sulle Venezie e parte delle regioni centrali. Sulla Sicilia invece ancora anticiclone, una giornata di cieli sereni o poco nuvolosi, tempo soleggiato dappertutto, con gran caldo. Toccheremo anche i 40 gradi sull'entroterra e sull'Agrigentino. Per quanto riguarda i venti, per lo più deboli. Ecco qui le temperature di fatti che saranno bollenti su molte zone, diffusamente oltre i 33-34 gradi. Per quanto riguarda la giornata di sabato non ci saranno grandi cambiamenti, ancora anticiclone, una giornata di cieli sereni o poco nuvolosi, i venti però in rotazione dai quadranti settentrionali, quindi ci attendiamo una lieve flessione delle temperature massime, soprattutto sul versante tirrenico, quindi diciamo una giornata un po' più vivibile. Possiamo infatti notare soprattutto Messina, Palermo, rimaniamo sotto i 30 gradi. Ulteriori dettagli e approfondimenti scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo. Bene, oggi vi raccontiamo la storia di Lucia Borsellino, una laurea in giurisprudenza, quindi una carriera di avvocato davanti, e invece sceglie di diventare imprenditrice agricola a Ribera, dove coltiva arance e ulivi. Lucia Borsellino, buongiorno, in collegamento per la sua casa di Ribera. Mi sente? Buongiorno. Sì, buongiorno a voi e grazie. Grazie. Bene Lucia, dunque ci racconta com'è cambiata la sua vita? Così. È cambiata velocemente, non me l'aspettavo, però insomma non mi sono tirata indietro, mi sono ritrovata per esperienze di vita o circostanze condizionanti a dover gestire da sola
patrimonio, diciamo, immobiliare che avevo ereditato in famiglia, e siccome non tanto per un attaccamento ai posti, ma tanto per un attaccamento ai ricordi, non mi andava di perderlo o di svenderlo, proprio per una questione di identità di famiglia, solo per quello. E allora ho deciso di buttarmi in maniera militaresca, proprio con un grande senso di dovere, di impegno, di sacrificio in questa cosa. Ovviamente non senza difficoltà, perché tutti gli esordi e tutti gli inizi sono duri. L'approccio non è stato, insomma, fluido, all'inizio un po' ostico, anche con il mio fidato dipendente, perché un po' di, tra virgolette, pregiudizio sul fatto che una donna potesse gestire, insomma abbiamo avuto un po' di scontro. Però adesso abbiamo una collaborazione abbastanza armoniosa e sinergica, perché insomma non potrei fare tutto da sola. Ecco. Dunque ha messo da parte Quindi la toga per dedicarsi all'agricoltura. Che cosa le piace della sua nuova vita e che cosa le manca della vita di prima, insomma della frenesia della città? Allora, preferisco non guardare al passato, perché sennò non riesco ad andare avanti, come tutti forse del resto. La cosa che preferisco, che mi piace tanto, è che è una cosa completamente mia, creata da me, gestita da me, dove vedo in modo tangibile le cose che ho fatto, e poi anche il senso di libertà, di autogestione, di piena autonomia, non che non l'avessi con la professione, però proprio siccome magari non era nelle mie corde questa cosa, o non ce l'avevo tra le mani, magari mi sentivo un po' in difetto. Invece diciamo che lo scarto nella partenza, nell'aereo, proprio l'ho superato, almeno, o almeno così mi dico, mi devo fare i complimenti da sola per farmi coraggio. E complimenti anche da parte nostra. Lucia, lo aveva accennato prima, quanto è stato difficile affermarsi in un mondo prevalentemente maschile? Ha fatto prima un piccolo passaggio. Sì, non è stato facile, non ne faccio una questione né di genere né di cliché, dico, forse alle volte a tutti, non faccio distinzione tra uomo e donna, non sono tutti che gestiscono il confronto, magari ci sono persone che lo soffrono. Ovviamente in un ambiente squisitamente maschile, prevalentemente fatto di figure maschili, avere un po' di considerazione ho dovuto sgomitare magari di più rispetto a uno che poteva essere uomo. Però devo dire che a partire dai confinanti, a partire ad arrivare anche alle persone con cui mi raffronto, gli agronomi, o insomma persone di mestiere, la considerazione insomma me la sono guadagnata, e anche il rispetto. Bene, devo dire Lucia che il mondo agricolo sta riscoprendo l'importanza della figura femminile. Le imprese agricole italiane condotte da donne sono più di 200.000, Angelo, pensa. Questi sono dati importanti, Sono contenta. No, evidentemente c'è anche un punto di osservazione diverso, perché fino ad oggi è stato un mondo dedicato quasi esclusivamente agli uomini. Siccome si va verso una nuova agricoltura, esatto, e allora magari un punto di vista che è diverso rispetto a quello tradizionale può dare un apporto di miglioramento, migliorativo. Sì, innanzitutto insomma l'agricoltura di oggi non è ovviamente l'agricoltura che aveva messo in atto il mio bisnonno o mio nonno, ma neanche mio padre, perché mio padre era un insegnante, quindi ci affidavamo insomma sempre a personale dipendente. È un'agricoltura rinnovata e innovativa, perché il consumatore cerca il prodotto a chilometro zero, il prodotto biologico, il prodotto che non sia dannoso, e quindi mi devo anche adeguare a parametri insomma biologici e di salute nell'alimentazione vogliono standard alti, perché li pretendono. Io ogni anno ho sempre un controllo dall'istituto insomma di certificazione biologica sia sul frutto che sul terreno, perché non ci devono essere insomma depositi di sostanze chimiche in nessun modo. E quindi i controlli ci sono, e sono lieta che ci siano, per dare anche insomma, per fare anche una selezione, per chi insomma non si adegua a quelli che sono i parametri, gli standard o quelle che sono le regole che ci vengono impartite. Lucia, che consiglio si sente di dare ai tanti giovani che magari non trovano un lavoro, invece nell'agricoltura potrebbero trovare tanti sbocchi professionali? Allora, l'unica cosa che mi sento di dire innanzitutto, ed è anche quello che dico a mio figlio,
non è per frasi fatte, ma è così, proprio a livello empirico. Nessun beneficio senza sacrificio, o quantomeno se si vuole lo sfizio bisogna fare uno sforzo. E poi dalla terra, sembra proprio quasi biblica come cosa, ma dalla terra viene tutto. Dalla diversificazione poi della terra si può fare e si può ottenere altro, ma il punto di partenza c'è. E non per essere quasi ridondante, ma l'abbiamo visto con la guerra in Ucraina, che abbiamo patito per le materie prime, abbiamo patito per il grano. Quindi dico, partire dal primario per poi arrivare anche al terziario, bisogna rispettare proprio l'ordine, dal primario per arrivare poi al secondario e al terziario. Lo spirito di sacrificio sottolineato prima è importante, perché lavorare la terra è pesante. Ci vuole disciplina. Ci vuole disciplina, ci sono delle regole, ci sono dei tempi da rispettare, magari si dorme un po' di meno rispetto a chi magari fa un lavoro d'ufficio, per cui si può permettere di arrivare, che ne so, alle 9 in ufficio. Molto spesso la terra si incomincia a lavorare anche un po' prima, no? Ci racconti una sua giornata tipo, per esempio? Ma io più che altro faccio lavori di gestione e di amministrazione. Mi concerto sempre, ho una grande tipo di collaborazione con il mio dipendente, perché è una persona capace e fidata. Ovviamente le responsabilità e i pesi passano sempre da me. Poi è lui che sistematicamente nel campo mette in atto quello che è stato deciso, che va dalle concimazioni alle irrigazioni, perché sbagliare una concimazione, sbagliare un'irrigazione significa giocarsi una campagna agrumicola, una campagna olivicola, è lì che si gioca l'annata. Nella costruzione del frutto, perché prima di arrivare a raccoglierlo c'è tanto lavoro di backstage, come si suol dire. Bisogna lavorarla la terra, curarla, accutirla. Sì. La terra dà se la terra ha, ma come in tutte le cose, per avere bisogna dare, come in tutte le cose. Lucia, raccontare alle donne che lavorano la terra è un modo per riequilibrare la parità di genere, secondo lei? Io penso che, senza fare discorsi, ma uomo e donna nell'equilibrio, nell'armonia servono in qualsiasi tipo di contesto. Se facciamo un esempio quasi, già standardizzato, nelle società tipicamente islamiche dove è soltanto presente la figura maschile, già quella società funziona poco. Tutto funziona se ciascuno nelle proprie posizioni, nei propri ruoli, nel rispetto e nell'armonia proprio del rispetto, nell'equilibrio, ciascuno fa la propria parte. Che è un po' quello che io ho fatto in piccolo con il mio dipendente. Spalla a spalla ci facciamo manforte, ognuno però ha i propri ruoli e i propri compiti, senza prevaricare l'uno sull'altro. Quello è equilibrio, sia per l'uomo che per la donna. Se facessimo squadra sarebbe una gran cosa in generale. Equilibrio, equilibrio stamattina il termine che viene fuori, il termine giusto, la parola d'ordine. Lucia, chiudo con un'ultima domanda, ma da grande cosa voleva fare? Io da grande mi sarebbe piaciuto tanto fare il funzionario amministrativo, il dirigente pubblico, però alla fine non si vive di sogni, si vive di realtà, e quindi mi sono sempre adeguata nell'impotenza a quello che mi è capitato, senza lamentarmi e facendo i compiti. Però il dirigente in ogni caso lo sta facendo, perché dirige un'azienda, quindi una matrice. Il piglio mi è rimasto. La matrice c'è, voglio dire, è rimasto quell'imprinting. Sì. Esattamente. Sì. Il piglio c'è, sì. Bene, grazie a Lucia Borsellino per essere stata con noi. Buongiorno da Buongiorno Sicilia. Noi ci fermiamo per una breve pausa, torniamo tra pochissimo. Bentornati a Buongiorno Sicilia. E dalla terra, Angelo, passiamo al mare con la presentazione di un buon libro che si chiama Il mare non mente mai. L'autore è Riccardo Mondo, è ospite studio con noi. Buongiorno Riccardo. Buongiorno. Allora, Riccardo, psicologo e brillante saggista catanese, che ha deciso di pubblicare il suo primo romanzo. La casa editrice siciliana è A&B Editrice, lo mostriamo ancora. Il protagonista è il dottor Sottile. Riccardo, raccontaci chi è. È un alter ego. Un personaggio che rappresenta un terapeuta, uno di quei personaggi che è convinto di sapere tutto, ma stimolato da un evento che accade nella sua stanza terapeutica, un
paziente che minaccia il suicidio. In quel momento, però, a meno che faccia una confessione molto importante, allora lui in quel momento si rende conto che deve confessare a se stesso alcuni fatti accaduti forse straordinari della sua vita. E appunto perché il mare non mente mai, è come l'inconscio che arriva tutto il ciarpame che buttiamo in acqua, no? E così è l'inconscio, no? Prima o poi dobbiamo fare i conti con noi stessi. Ma c'è una metafora in questo suo romanzo, una metafora della vita, una verità nascosta? Beh, spero che chi legge ne trovi più di una. Nei fatti, noi guardiamo il mare e guardiamo la superficie, ma dimentichiamo che è l'area più grande di tutta la Terra e che vive nelle profondità. La nostra psiche è simile. Noi ne vediamo una superficie, ma in realtà è dentro, e dentro c'è tanto altro da scoprire. Che è coperto da tanto, no? Sì. E come si fa a tirare fuori tutto quello che... bisogna avere anche il coraggio di immergersi, no? Come quando noi ci facciamo il buon bagno, c'è chi si sdraia solo sulle rive dell'acqua, invece ogni tanto mettersi una maschera e guardare questo infinito mondo fa bene innanzitutto perché questo mio scritto ha l'obiettivo anche ecologico, no? Noi dobbiamo riprendere a amare il mare. Insomma, il problema ecologico è sotto gli occhi di tutti, ne sappiamo bene il significato, per cui c'è una Sicilia magica con un paesino incantato luoghi incantati, appunto. Sì, con animali parlanti. Esatto. Beh, vi farò una confessione. Questo libro nasce da una fiaba che raccontavo ai miei figli da bambino. Tornando a casa sul mare c'era una balena che veniva e ci raccontava come potevamo salvare la nostra terra da noi, gli strapparadici, quelli che perdono le radici della vita, perché noi siamo strapparadici, strappiamo tutto. E allora da lì poi questo nucleo è cresciuto, è diventato un gioco, è diventato una cosa seria. Ma come viene l'intuizione di far parlare gli animali, ad esempio? Ma guardi, forse se ci mettiamo ad ascoltare, come quando facciamo il nostro cagnolino, sentiamo dentro noi che ci dicono qualcosa. E hanno delle voci diverse, voci interessanti, che insegnano qualcosa a ognuno di noi. C'è un messaggio che si vuole trasmettere in qualche modo al lettore, perché il lettore sarà appassionato magari dai personaggi, da questi animali fantastici che raccontano, che svelano anche verità, no? In qualche modo. E allora il messaggio tra le righe qual è? Quello di volersi impegnare, di volere salvare quello che si può salvare? Anche, o recuperare? Anche è un atto d'amore verso la nostra terra, perché la terra nostra è la terra dei miti. E quindi questo personaggio è un razionale che deve fare i conti con il fatto che nella sua vita ha fatto esperienze straordinarie, quindi è un po' anche magico, e quindi in qualche modo deve fare conto con la sua razionalità che lo inibisce. Allora, da una parte lui cerca di negare queste esperienze, ma vengono a galla in questi personaggi mitici della nostra terra, il pescatore avvinazzato, la fatucchiera che dà le carte, e appunto personaggi come gli animali del mare, che in qualche modo ci educano a riprendere il contatto con la madre natura e a vivere meglio la nostra vita. C'è un passaggio, lei ha scritto, questo è il suo primo romanzo. Sì. Come avviene il passaggio dai saggi al romanzo? Perché il romanzo è certamente più impegnativo, rispetto evidentemente. È un linguaggio molto diverso, ha ragione, è stata una scommessa e forse essere esordiente a questo fascino, no? Ricominciare da zero dopo che hai fatto il saggista e ti viene, tra virgolette, facile aver scritto di sogni, aver scritto di altri argomenti, sperimentarsi nella narrativa, ma è un modo anche per liberare l'immaginazione. E un altro messaggio è appunto che senza immaginazione non siamo vivi, perché noi dobbiamo sognare. Se appena smettiamo di avere un sogno noi siamo finiti. Qualsiasi sia il nostro sogno ne abbiamo necessità. E allora il sogno è anche un modo, la narrativa è questo, è sognare, aprire altre porte alla nostra dimensione quotidiana, ad altre vite. Il lettore resterà colpito dalla forza di alcuni personaggi del libro. Turi Upazzu, per esempio, chi è? È un pescatore avvinazzato che questo giovane psicologo, perché fasico, incontra al traghetto a Reggio Calabria e che gli racconta avventure fantastiche e tutti lo prendono in giro. In realtà nasconde delle verità nella sua lunga vita nel mare, come spesso i personaggi mitici, questi pieni di rughe, di carte impecorite dei loro volti, ci trasmettono con forza. Io non ho letto il suo romanzo, però
C'è un libro, è stato fatto anche un film, il GGG, che è il libro, un romanzo per ragazzini, che è il grande gigante buono, certo. se non Certo. ricordo male. E ci sono molte parallelismi, molte similitudini, Esatto. perché c'è questo mondo fantastico, ci sono questi personaggi strani e anche degli animali particolarissimi. E poi c'è fondamentalmente questo gigante buono che è il narratore, non solo il narratore, ma il personaggio principale, il protagonista. Il protagonista qui è l'abbiamo detto prima, il nome mi sfugge. Il dottor Sottile. Il dottore Sottile. Sottile, no? Bisogna essere sottili. È sottile perché è il narratore oppure è il tema conduttore? Lei ha centrato esattamente il punto. Noi dobbiamo recuperare il bambino che è noi. Allora può essere letta come una fiaba per tutte le età, con il classico c'era una volta. Infatti la parte più interessante, secondo me, è la parte in cui questo dottor Sottile è educato dai suoi bambini a mediare con la natura. Quindi, come a dire, noi dobbiamo recuperare questo spirito infantile, a parte che se smettiamo di giocare, come sappiamo bene, anche il nostro lavoro è finito. Se perdiamo l'entusiasmo, la nostra vita non va più. In questo senso, sì, è sia il filo conduttore, sia il personaggio che media tra i vari personaggi. Insomma, l'invito a questo punto e la curiosità è tanta per andare a Guarda, scoprire. c'è una frase molto bella in apertura del libro: perdete la fantasia e perderete la vita intera. La balena Camilla, poi. La balena Camilla, che è un altro dei personaggi, Assolutamente. immaginiamo, sempre del mare, no? Perché, Assolutamente. Come sta andando? Raccontaci, è uscito in poco. tutte le librerie il 16 giugno. Sì. Come sta andando? Molto bene, c'è molta curiosità. Io stesso colpito essendo un esordiente, insomma. E noi siamo molto curiosi. Hai in mente di dare un seguito? Stai già pensando come potrebbe continuare questa storia? Noi in realtà sto pensando di scrivere un romanzo sul sogno, sull'ultimo sogno, immaginando un momento che dovremo fare i conti col fatto che le persone non ricordano più i sogni. Questa è una verità. tragedia. Perché se smettiamo di sognare, smettiamo di desiderare. Ma perché non si ricordano più i sogni? Perché siamo troppo presi dalla vita quotidiana. Come sappiamo tutti, appena ci svegliamo, allora devo fare la spesa, Esatto. devo mettere i bambini, E poi ogni a tanto scuola, durante devo la pagare le giornata tasse. ti ricordi, aspetta, c'era quel sogno Esatto, e bellissimo poi ti scivola. stanotte. Infatti dico ai miei pazienti, scrivetelo, oppure usate il cellulare. Che è molto più semplice. Però mettete traccia. Bene, Il mare non mente mai è in tutte le librerie. L'autore è Riccardo Mondo, il nostro ospite, lo facciamo vedere, ce l'abbiamo lì. Bene, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi dell'ospitalità. È stato un piacere. Ci fermiamo Grazie. per una pausa, torniamo tra pochissimo con tantissimi argomenti, non mancate. Bentornati a Buongiorno Sicilia. Allora Angelo, c'è qualche aggiornamento dai giornali? Possiamo andare a leggere qualcosa più in particolare dai giornali. Ad esempio c'è questa notizia che riguarda, ricorderai l'insegnante che fu in qualche modo in classe presa in giro e non solo, fu ferita anche. Vedi, ferirono la prof, sono stati promossi con 9 in condotta, ne parla bene. stamattina La Stampa, il ministro, la scuola mi deve delle spiegazioni, tutto questo a Rovigo, la donna fu colpita con un pallino ad aria compressa e l'insegnante dice sono stati coperti dall'istituto. Questa notizia viene ripresa anche da Repubblica, la rabbia della prof, lo studente che mi sparò, promosso con 9 in condotta, indignata da questa scuola. A parlare è Maria Cristina Finatti, scriverà al ministro Valditara, il ministro mi spieghi in base a quali criteri è stato dato quel voto, nessuno si è scusato, mi sento emarginata. Questa è una delle notizie curiose e comunque che fanno parte della cronaca stamattina sui quotidiani nazionali. Poi altre notizie di approfondimento che troviamo sui quotidiani di questa mattina. Stavolta però parliamo di tecnologia e di Rete Team. C'è una trattativa in esclusiva con la
la KKR, CDP pronta ad affiancarsi insieme ad F2I, insomma si lavora perché la rete italiana, questa grande infrastruttura, possa essere data in esclusiva, possa essere ceduta, è un asset strategico sulla vicenda. Il governo in qualche modo vuole dire la sua. E poi una statistica, un approfondimento su quelli che sono purtroppo, ahimè, gli incidenti sul lavoro. I sindacati sono contro Calderone, contro il ministro, no alla revisione delle norme sulla sicurezza. La ministra dice riformiamo il testo unico, va semplificato. CGIL e CISL e UIL dicono è la legge più avanzata d'Europa, ma il governo perde tempo sui decreti. Infortuni sul lavoro, vediamo un po' di riepilogare e vediamo un attimino la denuncia da gennaio ad aprile. Morti più 1,1%, nel 2022 erano stati 261, quest'anno sono 264. Gli infortuni sono scesi in realtà del 26,4%, erano stati 254.493 nel 2022, adesso siamo ovviamente all'inizio, a metà dell'anno, 187.383. Le malattie professionali salgono del 23,8%. Questi i dati che riguardano per l'appunto gli incidenti sul lavoro. Torniamo di nuovo alle nostre notizie, ai nostri collegamenti. Angelo, sì, siamo ormai nel secondo weekend di vera estate, tutti si sentono ormai in vacanza, però ci sono delle persone che proprio in questo periodo cominciano a lavorare per la nostra sicurezza, sono i volontari del soccorso in mare. Allora andiamo dalla nostra Naomi. Andiamo, ho fatto un errore, Angelo, andiamo a Marzamemi, sempre di spiaggia parliamo, di un bel posto di mare, però andiamo a Marzamemi e parliamo dei 2 giorni dedicati al tonno rosso e poi un lungo weekend del pesce azzurro. È iniziata la 9ª edizione del Festival Pesce Azzurro con degustazione, esposizioni e dimostrazioni di pesca e tanti spettacoli ed ospiti di eccezione. Si comincia stasera alle 21:30 in piazza Regina Margherita con lo spettacolo musicale degli Sciarose. Domani atteso l'omaggio a Domenico Modugni e poi gran finale domenica sera con lo spettacolo Marzamemi qui dove il mare luccica, con l'esibizione del tenore Peppe Randisi e del soprano Rosalia Misseri. E a proposito di questo ci colleghiamo con Nino Campisi, presidente Pro Loco Marzamemi. Buongiorno. Buongiorno Cecilia. Buongiorno. Bene Presidente, come nasce l'idea del festival? Ce la racconta? Sì, allora l'idea del festival nasce dall'esigenza di promuovere il nostro territorio, i nostri luoghi che richiamano i pescatori, la pesca e le tradizioni locali. Quindi dobbiamo far conoscere ai turisti, agli avventori le nostre radici che sono fondamentali per fare anche un turismo di qualità, turismo che noi scusa Campisi se la interrompo, a proposito del turismo di qualità, qualche giorno fa c'è stato un grandissimo attore, George Clooney, che è stato da voi a Marzamemi, ha apprezzato proprio il pesce azzurro. Il pesce, esatto, ne abbiamo parlato, cena rigorosamente a base di pesce. L'ho conosciuto lei? Sì, l'ho conosciuto, è una persona molto cordiale e disponibile anche, ecco, quello che ci ha lasciato, diciamo, patiti è questa tua cordialità verso il pubblico. Poi altri attori, Madonna, poi il giorno dopo c'è stata la serie 9, insomma Marzamemi da questo punto di vista ha un richiamo anche internazionale. Bene, tonno rosso e pesce azzurro, una kermesse che esalta i figli prediletti del mare. Sì, tonno, allora nei 2 giorni scorsi abbiamo esaltato le qualità del tonno e le tradizioni legate al tonno. Come dicevate voi, da questa sera inizieremo con il pesce azzurro, come state facendo girare le immagini, dove le qualità organolettiche di questo cibo, di questo pesce, sono anche importanti per la nostra salute. Bene, allora Presidente, il buon pesce che va rigorosamente accompagnato con del buon vino bianco, lei che è un esperto ce ne può parlare? Allora sì, i vini bianchi
sono dei nostri luoghi, della Val di Noto, della strada del Val di Noto, e anche qualche vino dell'Etna, perché no? Perché noi cerchiamo di inglobare tutti i territori della Sicilia. Quindi cibo, vino, musica, mostre, esposizioni fotografiche, insomma abbiamo un menù completo per i nostri visitatori. Bene, ci vuole parlare degli spettacoli? Stasera dicevamo c'è uno spettacolo musicale alle 21:30 in Piazza Regina Margherita. Sì, in Piazza Regina Margherita avremo gli Charos, un gruppo, sono papà e 2 figlie, quindi un gruppo di famiglia, ma molto bravi, molto conosciuti anche qui nel territorio. Quindi poi domani avremo questo omaggio a Domenico Modugno con Carlo Muratori e Peppa Rezzo, quindi uno spettacolo veramente che richiama anche i nostri luoghi e le nostre tradizioni. E poi, come diceva lei, domenica la serata finale qui Marzamemi, qui dove Mare Luccica, con il tenore Ranzani e Rosalia Misseri, accompagnati dai Picciotti di Vasco, quindi una kermesse importante. Ma la cosa molto significativa anche è che domani avremo lo chef, attore, comico Andy Luotto, che ci accompagnerà anche nelle sue dimostrazioni enogastronomiche e farà anche da giurato alla rassegna gastronomica Cuciniamo Azzurro, dedicata ai giovani cuochi soprattutto, che metteranno in evidenza il pesce azzurro. Il pesce azzurro, con il pesce azzurro, pesce povero, però possiamo fare i grandi piatti. Questo è sicuro. Cambisi, negli ultimi anni Marzamemi si è riscoperto un luogo di grande attrazione. Prima parlavamo di George Clooney e di altri attori, ma è una meta ormai consolidata per l'estate. Il vostro è un piccolo borgo che accoglie davvero centinaia, migliaia di persone nel corso dell'estate. Evidentemente sono state fatte tante migliorie per accogliere i turisti, per farli stare come a casa loro, immagino. Sì, questo è vero. Abbiamo un borgo unico nel mondo, perché l'architettura di questo borgo è unica al mondo, e quindi da questo punto di vista siamo stati aiutati, però gli abitanti, i lavoratori del luogo sono riusciti a mantenere in essere queste strutture, e più a migliorare dal punto di vista dell'accoglienza turistica, con ristoranti, bar, negozi, B&B. Quindi il locale, le attività si sono ingegnate per accogliere i turisti in modo professionale. Da noi c'è stato Dolce & Gabbana, lo sapete, l'anno scorso il grande evento di Dolce & Gabbana, poi Sharon Stone, Helen Mirren, insomma, poi una meta ormai di Armani, di Benigni e molti altri attori. Insomma, da questo punto di vista sia la natura sia il saper fare degli operatori del luogo ci ha aiutato parecchio. Bene, quindi l'appuntamento è per la 9ª edizione del Festival del Pesce Azzurro di Marzamemi, lo ricordiamo, inizia stasera alle 21:30 con uno spettacolo in Piazza Regina Margherita, e poi degustazioni, esposizioni, dimostrazioni di pesca, insomma, e tanto altro. Salutiamo e ringraziamo Nino Campisi, il presidente pro loco di Marzamemi. Buongiorno, grazie. Grazie, buongiorno, arrivederci. Arrivederci a Marzamemi. E noi ci godiamo il promo d'insieme, vediamo. Adesso io ho bisogno... Sono rimasti fuori dalla pubblicità altri 3 sponsor che poi li fare. facciamo. No, adesso li dobbiamo fare. Questi pagano a nero. No, io a nero non ne faccio. Facciamo a metà, dai. La faccio subito. Esatto. Dimmi il testo, io non lo so, so, è vero, voi lo so che non ci credete, ma io non lo so veramente. Depuratori d'acqua Calcar Stop. Dunque noi ringraziamo i depuratori d'acqua Calcar Stop. Rende pulita l'acqua sporca. Rende pulita l'acqua sporca. E viceversa. E viceversa. Che ne so io, sta scritto così.
Grazie ai depuratori. Manda a calcare il calcare, questa è la... Manda a calcare il calcare, no, questo non si può, non ce la posso dire, sono slogan terrificanti questi qui. Ma hanno già pagato a nero o devono ancora pagare? Ce li ho in tasca. Andiamo senz'altro col prossimo sponsor. Compro oro Golden Day. Compro oro Golden Day. Vendi il tuo oro se ce l'hai ancora. Vendi il tuo oro se ce l'hai ancora. La vedo male stasera, eh? La vedo male stasera. No, basta, questi sono commenti miei che... Scusa, distingui, no? Cosa? Scusa. Sexy shop pagano, che vuoi da me? Senz'altro. Sexy shop Nonna Maria. Perché? La nonna... La nonna fatti pagare prima degli altri perché ha meno tempo. Allora, Sexy shop Nonna Maria. Il sexy shop dal 1952. Il sexy shop dal 1952. Sexy shop Nonna Maria. Sexy shop Nonna Maria. Da noi è fatto tutto a mano. Non la dico, non l'ho detta, rinuncio alla quota. Eccoci tornati, parlavano di oro nel promo di Insieme, che ricordiamo sarà stasera alle 21:30, e qui con noi a Buongiorno Sicilia un'esperta di investimenti in beni rifugio, Samantha Maccarone. Buongiorno. Eccoci Samantha. qua, buongiorno a tutti voi, bentrovati. Dunque i nostri telespettatori stanno investendo in questo momento, Samantha? È il momento di investire, senza ombra di dubbio è il momento giusto. Peraltro proprio settimana scorsa, negli ultimi giorni, abbiamo avuto una notizia politica importantissima, in quanto la BCE ha deciso di reinvestire in oro, l'avevamo attenzionato settimana scorsa, e soprattutto abbiamo avuto la possibilità di avere la quotazione del metallo prezioso 2 euro meno rispetto a quella che solitamente è prevista. Di conseguenza è un momento giusto, un momento proficuo per iniziare a fare un investimento, sì. I tassi di interesse si sono alzati? I tassi di interesse è il motivo per cui appunto l'oro è sceso, è appunto perché gli investitori hanno spostato i loro interessi all'interno del metallo prezioso fino, in quanto i tassi di interesse si sono alzati. In realtà la BCE ha aumentato di 25 punti base i tassi di interesse, quindi in questo momento investire in denaro non è il momento giusto. Cosa significa 25 punti base? Significa che chi ha la necessità di avere soldi, la necessità di avere fido da parte di banche, in questo momento lo paga di più. Di conseguenza non è proficuo in questo momento ottenere finanziamenti, mutui eccetera, perché si paga un tasso più alto. Bene, quindi abbiamo sempre la peggio noi, in sintesi. Sì, alla fine poi è sempre il consumatore finale quello che ne paga di più, ma questo probabilmente, come dicevamo, è il momento giusto, visto che il denaro sta risentendo un momento di calo, è il momento giusto per investire nel metallo prezioso, per investire nei beni rifugio. Come dicevamo, tutti i risparmiatori hanno spostato i loro interessi esatto, nei confronti del metallo prezioso, proprio per questo motivo, proprio per il fatto che il costo del denaro è veramente troppo basso, è troppo alto, era molto alto già prima, immaginiamoci 25 punti base in più. E la migliore fonte di guadagno rimane sempre l'oro? Assolutamente sì, perché è un piccolo investimento, peraltro anche una facile, come dire, gestione, visto che le quantità sono molto piccole, però allo stesso tempo una grande possibilità di guadagno. Pensate che, lo ricordavamo la volta precedente, in questo momento dal 2000 ad oggi abbiamo avuto un aumento della quotazione di 50 euro grammo. Cioè siamo partiti da 10 euro circa il grammo per arrivare addirittura a 60 attuali, e negli ultimi 5 anni, per chi avesse fatto un investimento nel breve termine, l'oro è salito di 26 euro al grammo. Pensate che chi ha investito 5.000 euro oggi ne ha 10.000. Quindi il 100% il 100%. Quale banca offre questo tasso di interesse a credito? E quanto bisogna investire, per esempio? Consigliamo ai nostri telespettatori. Si possono anche fare piccoli investimenti, non è necessario avere, tutti quelli che parlano di investimenti pensano che servano una barca di soldi, no, in realtà no. Si può anche investire semplicemente 400 euro, esistono oggi lingotti a partire da 300 euro, qualcosa in più, addirittura per chi non ha la possibilità di avere l'investimento tutto e subito, si possono valutare anche opportunità che danno le aziende, in quanto c'è la possibilità
di poter avere un investimento anche rateale. Quindi è un consiglio che oggi diamo a tutti i nostri investitori. E in quanto tempo si rientra appunto dall'investimento? Diciamo che quando parliamo di metallo prezioso, più specificatamente di oro, non è un investimento lungo. Grazie al cielo parliamo di investimenti soprattutto medio-brevi o medio-brevi, in quanto al massimo già diciamo che nel primo anno recuperiamo l'investimento totale, nel giro di massimo 2 anni andiamo a guadagnare. Ma su quest'oro bisogna pagarci le tasse, Samantha? In realtà no, in quanto la legge 7 del 2000 specifica, e poi tutte le altre varie circoscrizioni da parte dell'Agenzia delle Entrate specificano che l'oro di investimento non è soggetto ad IVA, quindi automaticamente non è soggetto a tassazione sull'imposta a valore aggiunto. Quindi mettiamo da parte i soldi, investiamo in oro, questo è il tuo consiglio? È il momento giusto, consigliamo a tutti i nostri telespettatori di investire in oro, è sicuramente il momento giusto. È il momento per evidentemente fermarsi da un punto di vista immobiliare o comunque accantonare da un punto di vista immobiliare, da un punto di vista finanziario e focalizzare l'investimento sui beni rifugio. Bene, grazie a Samantha Maccarone, esperta di investimenti in beni rifugio, per questi preziosi, è il caso di dirlo, consigli. Ci colleghiamo con la nostra Naomi. Naomi, ci sei? È il momento giusto di collegarsi con Naomi. Ci sono, Eccola, Desiree, buongiorno. eccola. Noi abbiamo deciso di farvi venire invidia in maniera sistematica ad ogni diretta, se non col cibo, con uno scenario pazzesco dal quale vi parliamo oggi. Sono in compagnia di Sandro Gaio, che è il presidente nazionale del Corpo Volontario Soccorso in Mare. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Vedi ragazzi, già sono in operazione, guardate, incredibile. Allora ragazzi, proprio in questo momento il Corpo Nazionale è in azione perché ci sono 2 bagnanti che hanno bisogno di aiuto, che stanno annegando e con una velocità veramente notevole, incredibile. Loro sanno quello che devono fare, lo sanno fare bene, benissimo. Siamo arrivati con la canoa per 1 e là, come vedete, immediatamente già il primo è stato preso e portato, e stanno portando a riva il secondo con il salvagente, perché è importante che chi è attaccato alla canoa abbia un supporto che sia più forte, più sicuro, e arriva con la prima ciambella e immediatamente con la canoa lo portiamo. Avete visto in quanti secondi siamo arrivati? Non ci siamo neanche accorti. È stato tutto così veloce, dei bagnanti che hanno bisogno di aiuto e voi subito pronti all'azione. Tra l'altro dei ragazzi giovanissimi che vediamo. Sì, hanno da 16 anni fino a 28, 29, sono tutti universitari, ragazzi che vanno a scuola, ma sono meravigliosi, vengono tutti dalla piscina, la maggior parte sono pallanuotisti, gente che parla con l'acqua, con il mare, con la piscina, parla veramente di salvataggio, quello che facciamo noi. Questa è la storia, lo facciamo dal 1997. Ecco, e tu sei presidente dal? Allora, nel 1998 entrai a far parte dell'associazione, che era una codilla della rivista Nautica, che adesso non c'è più, un mensile bellissimo, chi era diportista se lo ricorda, e poi dal 2002 al 2012 sono stato 10 anni presidente. Da aprile sono stato rieletto presidente, perché da noi ogni 4-5 anni, come democrazia vuole, come normalità vuole, ci sarà un altro presidente ad avvenire per il futuro. Quali sono i prerequisiti, se ci sono, per entrare a far parte del Corpo Volontario di Soccorso in Mare? Ci sono le varie specializzazioni, abbiamo il gruppo subacqueo, abbiamo le moto d'acqua, qui invece abbiamo tutti brevettati col brevetto di salvamento a mare. Brevetto che viene dato dalla FIN, dalla Società Nazionale Salvamento, dalla FISA, però noi siamo la scuola vera, siamo la scuola di vita, perché la nostra esperienza, da 25 anni faccio questa vita, ci porta a raccontare fatti importanti, perché lo scenario non è mai uguale. Mai. Il mare è imprevedibile. Il mare è imprevedibile, c'è oggi mare calmo, poteva esserci mare agitato, loro avrebbero fatto l'operazione, vedete là sotto, possiamo vedere già li hanno portati, adesso praticheranno il BLS. C'è il primo sistema, Basic Life System, il primo sistema di soccorso, perché hanno bevuto, c'è gente che troviamo che galleggia, quindi non batte il cuore. A questo punto parte un'altra azione, ed è quella dei massaggi cardiaci, e da sotto state vedendo ci sono sia Serena che Angela, perché abbiamo le ragazze che sono meravigliose, che stanno praticando a uno dei due che non respira, che è combinato male, il massaggio cardiaco. Per il massaggio cardiaco utilizziamo questi attrezzi che possiamo vedere.
e sono gli attrezzi necessari. Cioè, Sandro li ha portati per noi per farci vedere da vicino. Vediamo un tiralingua. Sì, questo è un tiralingua. Cosa succede? Quando una persona è priva di sensi, dobbiamo capire la prima cosa se batte il cuore o no. Non batte il cuore, iniziano una serie di storie non semplici, ma li dobbiamo applicare immediatamente. Bombola d'ossigeno pronta per essere utilizzata per insufflare l'ossigeno. Aprire la bocca con un apribocca, tirare la lingua con questo, inserire la cannula in gola perché possiamo mettere il tubo o la mascherina che è qua per poter insufflare l'ossigeno. Contemporaneamente l'assistente bagnante incomincia a praticare il massaggio cardiaco. Sono 30 massaggi che vanno fatti, chiaramente sono in due, vanno a turno, prima uno e poi l'altro, fino a quando si spera possiamo recuperare la persona. Abbiamo pochissimi minuti. Ce ne accorgiamo dal colore viola delle dita delle mani, dalle labbra, dalle dita dei piedi, che già c'è qualche problema. Vogliamo capire se riusciamo a far riuscire l'acqua dai polmoni. Questo è il BLS, quello che serve a noi. Ed è un lavoraccio perché molte volte si pratica per tanto tempo ma non riusciamo a dare adeguo. Noi ci siamo sempre riusciti, diciamolo, che siamo diciamolo, che siamo positivi. Voi siete parte della protezione civile, quindi siamo... vi troviamo nelle spiagge che sono quelle del comune, comunali. Certamente, noi operiamo con gli enti pubblici, tutte le spiagge libere dei comuni siciliani in applicazione della legge 1798. Datemi l'occasione per salutare che oggi va via l'ammiraglio Giancarlo Russo, con il quale ho avuto il piacere di lavorare nel 1998, di collaborare, e assieme abbiamo scritto qualche riga di queste 7 articoli della legge 1798 che obbliga i sindaci dei comuni ad attuare il servizio di vigilanza e salvataggio nelle spiagge libere di pertinenza comunale. Ma senti, quest'anno i bagnanti sono stati educati, si sono comportati bene, hanno rispettato le linee delimitate delle spiagge comunali, oppure si avventurano oltre l'orizzonte rischiando? Perché poi anche quello, no? Uno deve essere responsabile delle proprie azioni. Sicuramente sì, c'è sempre quello che è il più bravo di tutti, che sa nuotare. Noi abbiamo un fischietto che è quello che si chiama il numero 40, che è una cosa incredibile, arriva un sibilo terribile. No, perché c'è pure il numero dei fischietti, cioè ci sono dei fischietti. Sì. Ma quante cose imparo io con questa diretta. Che è fortissimo, e riusciamo a far capire che oltre queste boe, che poi abbiamo già visto che è il fronte mare, è pericoloso andarci perché ci sono tanti natanti che arrivano e i piloti non sono sempre accorti nello stare a 200 metri dalla riva, si avvicinano perché è bello vedere il mare, non sanno che invece c'è qualcuno che non ha la protezione giusta e nuota, non si vede la persona perché si vede solo la testa e possono prenderlo sia con l'elica o con la coda. Allora noi agiamo immediatamente, per noi siamo i guardiani, l'occhio aggiuntivo della Capitaneria, Naomi, perché noi collaboriamo costantemente con la Capitaneria. Naomi, vuoi chiedere al tuo ospite se c'è intanto quante persone in mare più o meno hanno salvato e se c'è un salvataggio in mare che si ricorda particolarmente? Sì, me lo ricordo perché l'ho fatto io, diciamo che mi prema, non ero da solo, c'erano anche altri ragazzi. Qui ad Acireale c'è una caratteristica, arriva una corrente dallo stretto di Messina invisibile, anche se c'è il mare calmo, questa corrente porta al largo le persone senza che se ne accorgono. Un giorno ero in acqua perché facevo il bagno, ero libero da servizio e all'improvviso è arrivata questa corrente, io e 2 signore ci siamo ritrovati al largo e non riuscivamo a tornare indietro perché non è semplice, è una corrente che non dà scampo. Per fortuna mi sono messo a gridare, ho preso le 2 signore con la canoa, perché nessuno più, gridando le persone in acqua, quelli che sono riusciti ad aggrapparsi sugli scogli o ad uscire dall'acqua sono andate via, e in acqua sono arrivati i ragazzi con la canoa. Con la canoa hanno preso la prima signora, la seconda signora, l'ultimo ero io che non ce la facevo più. Alla fine sono riuscito a ritornare con i ragazzi. Questa scena è stata vista da un assessore, è stata vista da tanta gente, e la città di Acireale, devo dire, ci ha dato l'encomio ai cittadini onorari della città di Acireale per quello che abbiamo fatto. Casualità voluto, perché non se ne accorge nessuno, non c'è il mare agitato, all'improvviso ci sono dei mulinelli, all'improvviso
all'improvviso arriva sta corrente, però noi abbiamo messo una spia, una boa che quando sta e si mette giù significa che sta arrivando la corrente. Noi siamo allerta, abbiamo anche un sistema utilizzato, così come abbiamo altri sistemi per insufflare l'ossigeno quando pensiamo che è necessario essere più energici nell'azione. Come vedete là sotto abbiamo delle ragazze meravigliose, sanno fare tutto, le ragazze sono più attente, più brave a volte dei maschietti, ma vengono tutti, ripeto, da piscine, da pallanuoto, hanno un'esperienza personale non indifferente, un po' di incoscienza ci vuole perché ne abbiamo tanta, e coraggio, tanto coraggio. Bene, sì, grazie al Presidente Nazionale Corpo Volontari Soccorso in Mare Sandro Gaio, grazie alla nostra splendida Naomi. E noi adesso vi diamo dei suggerimenti per chi questo fine settimana ha voglia di uscire e gustarsi un po' la nostra Sicilia. La nostra rubrica si chiama Buon Weekend. Buon weekend, dei suggerimenti per chi in questo fine settimana ha voglia di uscire e gustarsi un po' della nostra Sicilia. A Catania, nello scenario delle settecentesche cantine del Monastero dei Benedettini, il 24 e 25 giugno, ci sarà Ulisse all'Inferno, un suggestivo spettacolo teatrale che si ispira ai due canti più riconoscibili del poema epico. Sempre a Catania, ma al Palazzo della Cultura, da oggi fino al 23 luglio ci sono Nuovi Confini, la rassegna di classica, teatro e jazz. Stasera Amanda Sandrelli sarà Lisistrata, domenica invece l'orchestra da camera Orfeo si esibirà coi capolavori di Mozart, Britten e Fuchs. A Palermo invece domenica 25 alle 18:30 tutti a Villa Malfitano, c'è il Fashion Show, la sfilata che celebra le maestranze siciliane. Nuovi volti di modelle e modelli, ma anche truccatori, parrucchieri, registi, tecnici, tutti rigorosamente made in Sicily. Vi aspettano. Cefalù dal 24 al 25 giugno sarà Arcobaleno con la manifestazione United Colors of Freedom. Mostre fotografiche, dibattiti, incontri e riflessione sui diritti della comunità LGBT. Negli stessi giorni ci sarà anche il Palermo Pride. A San Vito Lo Capo dal 23 al 25 giugno ci saranno più di 25 spettacoli gratuiti. Acrobati, circensi, equilibristi e giocolieri animeranno la seconda edizione di Naviganti, il festival che catapulta gli spettatori nel magico mondo del circo contemporaneo. A Taormina, da oggi fino al 1 luglio, c'è il Film Fest. Il festival, giunto ormai alla sua 69esima edizione, vedrà star internazionali, anteprime mondiali ed oltre 60 film presentati in diverse sale. Per chi volesse incontrare Johnny Depp o Harrison Ford, un appuntamento da non perdere. A Milazzo, invece, fino al 25 giugno ci sarà lo Street Food Sicilian Tour, un weekend di buon cibo e cooking show. Il profumo di mare e la brezza del Tirreno vi faranno ancor meglio apprezzare il panino bufalotto o le lumache agli aromi. Buon appetito! Ad Enna, per chi ama le attività olistiche, domenica 25 giugno al Castello di Lombardia c'è Yoga Day Festival. Sveglia presto e tutti dalle 8 a fare Shatsu, Nature Therapy, Tai Chi, Pilates e Laboratorio Mandala, l'ideale per ricaricarsi. Ci sarà anche un mercatino di prodotti naturali ed artigianali. A Noto, al Convito delle Arti, avete tempo fino al 27 giugno per ammirare Sgarbeide, la mostra fotografica di Nino Ippolito su Vittorio Sgarbi. Dalla TV alla rete, dai giornali ai social, dettagli, smorfie, gesti del critico d'arte più famoso d'Italia. Anche a Donna Lucata, in provincia di Ragusa, sul lungomare fino al 4 luglio, sono protagoniste le fotografie Solstizio, il giorno più lungo, la notte più breve. È una mostra collettiva dove 14 autori di nazioni e generazioni diverse ci danno le loro prospettive su questa ricorrenza, degna di significati e celebrazioni. Buon weekend a tutti!
momento del nostro gossip astrologico, si può dire gossip astrologico? Non so. Sì, si può dire. In collegamento il nostro Marco Amato. Marco, mi senti? Buongiorno, buongiorno Sicilia, buongiorno Desiree. Allora Marco, ti chiedo subito, chi ha pubblicato delle foto in piscina di Massimo Giletti e Sofia Goggia, quindi delle foto abbastanza particolari che confermano la coppia? Sembra proprio di sì, ma a conferma di questo specifico che il signor Giletti è un pesci è che la Goggia è invece una scorpione. Aspetta, ti interrompo un attimo Marco, proprio come me e Angelo, Pesce e scorpione. Sì, esattamente, Angelo, un pesci quindi tu. Sì, io so. Allora, la caratteristica degli uomini pesci, che sono sempre dolcissimi, nello spettacolo è quello di essere è vero, molto confermo. morbidi. Mentre invece quelle delle donne scorpioni, che sono vincenti per natura, ecco, i segni d'acqua sono morbidi e fatti di sentimento. Lo scorpione è anche Marte, per cui in quel sentimento c'è tantissima forza e volontà, tant'è vero che la signora Goggia ha vinto tutto ciò che si poteva vincere nel mondo dello sport. Marte, vi ricordo che è anche il pianeta dello sport e della muscolatura. Sicuramente questo a che fare dei due signori può essere assolutamente all'insegna dei sentimenti, dell'acqua, della dolcezza, dell'accoglienza reciproca, mentre per lo Scorpione è un periodo di totale rinascita, visto che hanno vinto tutto, ma c'è ancora una montagna da scalare che riusciranno a completare. Per i pesci, che invece hanno Saturno ospite nei loro gradi, c'è una costruzione della loro carriera in zona Cesarini. Ecco, per i pesci sono quelle soddisfazioni che finalmente, dopo tanto sacrificio, stanno arrivando a rendere la loro vita piena di gioia. Quindi auguri ai signori Giletti e Goggia, auguri a Desiree e Angelo e complimenti ai segni d'acqua. Grazie. Che sanno sempre inventare un sentimento anche dove non c'è. Bene, grazie al nostro Marco Amato, buon weekend anche a te. È il momento della nostra rubrica Accadde oggi, Angelo. Siamo pronti. Partiamo da qui. Lo sai che il 23 giugno del 1994 a Sorbona a Parigi viene costituito il Comitato Olimpico Internazionale su iniziativa del barone Pierre de Coubertin? E lo sai che il 23 giugno del 1926 in Romagna, a Morciano, è nato uno dei più grandi scultori contemporanei, Arnaldo Pomodoro. 1953, 23 giugno, Reggio Calabria, nasceva il poliziotto ed agente segreto Nicola Calipari. Fu ucciso dai soldati americani nelle fasi immediatamente successive alla liberazione della giornalista Giuliana Sgrena. Nel 1959 a Milano nasce l'enigmista Alessandro Bartezzacchi e nel 1969 a Tel Aviv nasce la cantante pluripremiata Noa. Siamo nel 1972, a Calcinate Bergamo nasce l'attore, scrittore, sceneggiatore e conduttore TV, ma anche radio, Fabio Volo. Nel 72, sempre lo stesso anno, a Marsiglia, è nato il campione del mondo nel 1998 ed uno dei più grandi giocatori di calcio della Francia, Zizou, Zinedine Zidane. Siamo nel 1978, in Giamaica inizia il Reggae Sunsplash, il primo grande festival della musica reggae al mondo. 23 giugno del 93 a Manassas, in Virginia, Lorena Bobbitt ha evirato il marito con un coltello da cucina. E nel 2008 viene trovata l'acqua su Marte. 2016, 23 giugno, dopo un referendum, il Regno Unito esce dall'Unione Europea. È la Brexit. E chiudiamo così. Il 23 giugno del 1927 a Chicago nasceva il coreografo, ballerino, attore, sceneggiatore e regista premio Oscar nel 1973 Bob Fosse dal suo ultimo film capolavoro Halted Jazz, godiamoci on Broadway. E noi vi ringraziamo per averci seguito. Buongiorno Sicilia, torna lunedì. Ciao Angelo.